settima corsa, la penultima, sì, passato lo scoglio del Gran Premio della Vittoria si va verso la Tris, quarta e quinta. Questa è una seconda Tris, 1 T42 Font, 2 ZWF, 3 Uftedmar, 4 Vaciglia, 5 Zoello, 6 Velez Daghi, 7 Zaira dei Veltri, 8 Udini Font, 9 Unicum Bigi, 10 Viola Orsini, 11 Ushuaia B, 12 Unlight Griff, favorito Zoello. Corsa apertissima a 1000 interpretazioni anche dal punto di vista tattico. Corsa davvero difficile da pronosticare, i gentleman in salchi a mischiare ulteriormente le carte. Parte piano Velez Daghi, parte piano alla seconda fila anche Unlight Griff. Si parte con Zoello che cerca di andare al comando, ma lungo la corda ZWF prova a impedirglielo. Scende alla corda però Zoello in vantaggio nei confronti di ZWF. All'esterno Ushuaia B, poi T42 Font a precedere Zaira dei Veltri. Primi 200 passati in 15 con Zoello in vantaggio. All'esterno Ushuaia B che non trova posizione lungo i birilli, cerca di scavarsela terza la corda a 1000 Zanichelli. Lì però sta arrivando T42 Font, il posto non si fa, rimane di fuori Ushuaia B. 400 passati in 29,7, in vantaggio Zoello nei confronti di Ushuaia B al largo e ZWF lungo la corda. Quindi l'1 di T42 Font apparegliato da Udini Font che va a fare la seconda pariglia. Quarta la corda è sempre Zaira dei Veltri. All'esterno prova a progredire Vaciglia trascinandosi Uftedmar. Alla retroguardia Unicum Bigi. Si viene al passaggio davanti alle tribune con 400 metri comodi in 31,3. 1-1 per la metà gara da parte di Zoello che è in vantaggio in controllo su Ushuaia B che agisce sul passo all'esterno. ZWF che perde qualche battuta sulle curve. Poi Udini Font sempre in pariglia a precedere Zaira dei Veltri che ha spostato e è andata all'esterno. Ancora un light Griff. Quindi il 10 di Viola Orsini a precedere Unicum Bigi. Il chilometro passato in 1,16,5 da Zoello che prova ad accelerare, scende alla corda Ushuaia B che prova un po' a ricaricare le pile, prova ad arrivare allora Udini Font, la dritta di là, passata in 14,6 in accelerazione, 29,6 questi 400 metri corsa. Zoello in vantaggio nei confronti di Ushuaia B e Udini Font, quindi ancora Zaira dei Veltri, galoppa Zoello e lascia in vantaggio numero Ushuaia 5, B attaccato da Udini Font, prova a unirsi alla lotta anche Zaira dei Veltri. Zaira che va in mezzo ai due, Udini che è passato, Zaira che attacca, Udini in vantaggio su Zaira, Udini Font che vince nei confronti di Zaira dei Veltri. Per il terzo Ushuaia B ha probabilmente salvato una narice dall'arrivo forte di Uftedmar. 15,5 il ragguaglio cronometrico, 29,5 la chiusa, il successo per Udini Font e Paolo Bellucci, il successo dalla seconda pariglia alle spalle di Ushuaia B. L'errore a 250 dal termine di Zoello che l'ha davvero buttata via. Il successo allora è tutto per la società di allenamento di Manuele Matteini, che è anche proprietaria del figlio di Nadal Sheba, di Giaggio. Il successo per Udini Font e Paolo Bellucci, quota altissima, intorno al 40 a quota fissa. Udini Font che vince nei confronti di Zaira dei Veltri e Ushuaia B.